Corruzione, questa è l'accusa pesante per un sacerdote della diocesi di Padova finito nell'inchiesta della procura di Verbania per centinaia di falsi certificati di cittadinanza emessi sulla base di documenti costruiti ad arte. 7 persone arrestate, circa 700 indagate, tra di loro anche il prete padovano. Secondo gli inquirenti l'organizzazione era in grado in soli 7 giorni di trasformare circa 1 migliaio di brasiliani in cittadini italiani al prezzo di 7.000 euro in contanti. A gestire queste agenzie d'affari 7 arrestati, tutti di nazionalità brasiliana. Il prete della diocesi di Padova, coinvolto nell'indagine e che al momento risulta sottoposto all'obbligo di firma, avrebbe firmato un certificato di battesimo falso in cambio di denaro. Tutto era nato da un esposto di un sindaco lombardo. Gli investigatori della squadra mobile di Verbania hanno intercettato nel 2018 alcune conversazioni via email e via WhatsApp tra un prete veneto e un cittadino brasiliano. Quest'ultimo avrebbe chiesto al sacerdote di fornirgli un certificato di battesimo falso che riportasse le origini venete del brasiliano, elemento fondamentale per ottenere la cittadinanza italiana. Il prete, in cambio della promessa di una cena, ha accettato, facendo recapitare allo straniero l'atto di battesimo falsificato. Il documento sarebbe poi stato utilizzato dal brasiliano giunto in Italia per chiedere all'anagrafe del comune in cui era andato ad abitare il riconoscimento della cittadinanza italiana. Sarebbero 800 i casi attribuiti a questo sodalizio criminale, abilissimo ad indurre in errore i pubblici ufficiali delle anagrafi di Verbania e Novara. Un giro d'affari stimato in oltre 5 milioni di euro. Questi i numeri dell'enorme business illegale scoperto con l'operazione Super Santos. All'esito di indagini durate oltre un anno. Al momento i poliziotti avrebbero prova di un solo atto falso attribuibile al prete padovano, ma le indagini continuano per verificare eventuali altri illeciti.